Il borgo marinaro di Siculiana Marina rivive, si riempie di tanti espositori che sono qui per far vedere le cose che sanno fare, le cose che sanno realizzare, i prodotti del territorio, ed è anche un'occasione di incontro soprattutto. Ci sono diverse serate previste qui nel borgo. Questa sera iniziamo con un ricordo di De André e naturalmente poi c'è il Borgo Antico, dove inizieremo invece il percorso d'arte. Il giorno 16 si inaugura l'Agora dell'Arte con diversi artisti che espongono in tutta la piazza nel centro storico. Il giorno 23 invece inauguriamo lo sposalizio Benedetto di Costanza Brancaleone e Doria. Un'estate che tiene conto sia del divertimento, della musica, dell'arte, ma anche della memoria attraverso l'evocazione storica. Per noi è fondamentale, noi siamo la città degli sposi e lo siamo attraverso il recupero di un'identità che ci appartiene e quindi la riproponiamo in chiave moderna. Siculiana Marina è un posto da vivere, da visitare, dal mare con le sue bellissime spiagge al centro storico, per un turismo che noi vogliamo proporre sempre più di qualità. Io mi occupo degli eventi, quindi in questo caso, visto che c'è anche l'inaugurazione della città degli sposi, perché non portare appunto le partecipazioni? Tutto il set che riguarda la wedding pochette per la chiesa. Quest'anno abbiamo voluto realizzare in studio una linea di gadget che mancavano appunto per tutti coloro che venivano a visitare Siculiana e soprattutto che hanno Siculiana nel cuore. Infatti il tema principale, a parte essere Siculiana con le sue bellezze, è appunto l'Op Siculiana. Quindi in tutte le stampe, così come anche Torre Salsa e tutto il resto, sono delle immagini molto belle, lineari, dove appunto il senso delle immagini sono le caratteristiche di ogni singola spiaggia. Per esempio per Torre Salsa gli uccelli migratori, la tartaruga, la marma bianca, che noi abbiamo grandi caratteristiche, in pochi conoscono, quindi la nostra dama bianca di Torre Salsa, quindi I Love Torre Salsa in Siculiana, così come Siculiana Marina. Questo è il secondo anno che siamo a Siculiana Marina, ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale. Abbiamo portato tutto ciò che produce la nostra azienda, iniziando dai formaggi, prodotti, diciamo tutti i prodotti caseari, lo yogurt, lo stracchino, l'ubriaco e quant'altro, e poi i prodotti agricoli a chilometro zero, e la pasta, la farina, il tutto prodotto dalla nostra azienda. Vi aspettiamo fino al fine agosto. Sono questi momenti che permettono di avvicinare le persone ai libri e quindi alla lettura, perché è fondamentale intervenire in maniera diretta, cioè l'editoria che va diciamo in mezzo alla gente. Ecco, questo credo che sia una delle cose più importanti, per cui a me piace partecipare agli eventi che si fanno nelle diverse realtà, proprio perché attraverso il contatto diretto con le persone con cui si discute, con cui si parla, ecco, si può inculcare l'amore per la lettura, l'amore per i libri e per la cultura.